Perfetto, senti Duci, cosa ne pensi di queste agenzie un po' diciamo truffaldine, no? Come diffidare o comunque riconoscerle? Ma io ecco, mi sono scontrato proprio con ragazzi e ragazze che ho sentito, sono andato in un'agenzia, ho fatto il book, mi hanno promesso, mi hanno fatto pagare 2.000, 2.500 euro, 3.000 euro, cioè una cosa allucinante. Io per esempio se credo in alcune persone gli faccio il book e lo facciamo a spese nostre. Li portiamo avanti nelle nostre realtà, tutto quanto a spese nostre. Logicamente è normale che poi dopo, se vedi che c'è qualcuno che si ritiene possa emergere, gli si fa un contratto e poi dopo da lì sappiamo cosa succede, insomma, se una persona ha successo. Ma per stare con noi non occorre assolutamente niente, occorre solamente essere seri. A me la cosa più importante è la serietà. Non mi piacciono persone che giocano, non mi piacciono persone che vogliono perdere tempo e che pensano che entrare nel mondo dello spettacolo sia un divertimento. Senti Fabrizio, sappiamo anche che tu fai un evento all'interno di un villaggio, se non ricordo male, una settimana. Allora noi, sì, non io insieme ai miei amici che organizziamo le mie cose, che poi sono gli stessi con cui abbiamo organizzato adesso l'evento di Milano, e cioè Fabrizio Quattrociocchi e Giancarlo Salvatori. L'evento, ricordiamo, sì, il Derby della Madonnina. Il Derby della Madonnina, la prima edizione, il 17 maggio c'è stato, siamo molto contenti perché abbiamo avuto i complimenti di Sky per la diretta e degli sponsor, quindi è una cosa molto importante. Ecco, io gli eventi li organizzo insieme a loro due, questo ci tengo a precisarlo, non è che li organizzo io da solo, io pure organizzo degli eventi da solo, ma determinati eventi insieme a loro. Poi vabbè, tutto quello che sono le altre mie cose, produzioni, quello è un altro discorso. Però questi eventi così importanti, dove ci sono molti personaggi dello spettacolo, dove coinvolgiamo molti personaggi dello spettacolo, ci sono loro e io lavoro insieme a loro. Perfetto, sappiamo anche che tu hai fatto dei calendari, diciamo, cittadini, no? Sì, ne hai fatto sì. uno per la città di Roma, Di Firenze. Sì, è un'idea che mi è venuta 2 anni fa, quando degli sponsor mi chiesero: Fabrizio, vogliamo fare dei calendari? Io alla fine la cosa che mi è venuta subito in mente è: perché non le città, perché non l'arte? Perché mi hanno chiesto comunque calendari belli e non i soliti calendari dove ci sono determinate cose che conosciamo. E quindi ho coniugato la bellezza delle modelle, che possono essere anche modelli, con le bellezze artistiche delle città. Ho iniziato con Firenze e poi con Roma. Non è detto che non si possa fare poi con altre città, insomma, ecco, questa è un po' l'idea che ho avuto io, un po' nuova, e ho dovuto, per quanto riguarda Roma, anche l'appoggio del comune, molto importante, perché fare le fotografie a Roma, a Fontana di Trevi o al Colosseo o in altre situazioni dove è pieno di turisti, vi assicuro che non è facile se non si ha l'aiuto del comune, insomma. Indubbiamente. E noi allora ci auguriamo di poter continuare questa collaborazione con la Duci Enterprise, come un'astronave. Enterprise, ok, e di proseguire in questo mondo e di poter portare qui con voi, anche grazie a Duci, altri personaggi che possono darvi consigli per il vostro futuro nel mondo dell'arte e dello spettacolo. Io vi saluto e lascio l'ultima parola, l'ultimo consiglio, l'ultimo ciao a Fabrizio Duci. Saluto tutti quanti voi, io vi ringrazio te Cinzia per questa opportunità, per avermi dato voce e far capire più che altro che cos'è questo mondo, che non è semplice, ma è un mondo nel quale bisogna impegnarsi. Ecco, questo è il messaggio che io voglio lanciare un po' alle persone che vogliono approcciarsi. Dovete essere seri, dovete essere serie e dovete lavorare, dovete avere una preparazione. Questo è importante, altrimenti non si va da nessuna parte. Guarda, anzi, riprendo un attimino in mano la situazione e vorrei chiederti un'ultima cosa, no? Molti ragazzi a volte vengono convocati per dei casting, dopodiché acquisiscono i vari contratti di comparse, figure speciali e quant'altro in modo gratuito. Cosa pensi tu di questa cosa? Allora, secondo me non esiste il discorso del gratuito, perché comunque già un ragazzo o una ragazza che perde del tempo, una giornata, mezza giornata o 2 giorni, comunque ha perso del tempo. Quindi un gettone, un qualcosa lo deve sempre avere. Per me non esiste il discorso vieni perché fai lo stage, è solamente uno sfruttamento.
ma anche di chi artista proprio non è, perché magari inizia adesso senza nessun tipo di preparazione? Ma allora lo sai che non può esistere una cosa di questo genere, perché il momento che comunque vai a fare una cosa in televisione o al cinema, firmi una liberatoria e comunque devi percepire un compenso come figurante. Tu lo sai, magari molte volte anche nel pubblico di trasmissioni importanti chi è nel pubblico viene pagato, poco, però viene pagato, insomma, ecco, questo è il discorso. Allora, quello che dico io, non bisogna mai illudersi che in questo mondo si diventi ricchissimi o all'inizio si guadagni chissà che cosa, però è normale che quando si fanno delle piccole cose bisogna essere pagati, anche in piccola parte, ma bisogna essere pagati. Perfetto, è veramente tutto, io vi saluto, ciao, Artemondo è sempre con voi. Ciao a tutti.